Buonasera, bentornati. Continuiamo a parlare di alluvione, di dissesto idraulico in Veneto. Alberto Danieli, presidente del coordinamento Comitati Alluvionati Veneto. Possiamo fare il punto? Abbiamo visto investimenti importanti da parte della Regione, però tempistiche anche molto lunghe per arrivare alla realizzazione di queste grandi opere, prima di tutto l'idrovia, ma anche queste vasche di laminazione. Sì, allora, innanzitutto non abbiamo un presidente, faccio parte del coordinamento dei comitati alluvionati e chiaramente noi parliamo da danneggiati, certo. No, da persone che hanno subito una grande tragedia, che è quella di vedersi correre l'acqua dentro in casa. Allora noi riteniamo che lo Stato, la Regione e gli enti incaricati devono assolutamente garantire a noi la sicurezza. Cioè, come chiediamo allo Stato la sicurezza che se io esco di casa non subisco un furto, non subisco una rapina, posso diciamo, passeggiare tranquillamente, noi riteniamo che lo Stato debba garantire il fatto che non mi arriva l'acqua in casa. Ma perché questo non succede oggi? Perché gli enti, gli organi preposti sono tanti, i soldi, uno da casa sente, sono centinaia di milioni di euro. Perché non succede questo allora? Allora, io credo che il 2010, la grande alluvione del 2010 che ha colpito la Regione Veneto, in un certo senso sia comunque uno spartiacqua nella presa di coscienza del tema. In Veneto fino a quel momento lì si parlava della grande opera Il Mose. Tutti gli investimenti che arrivavano da Roma e gli investimenti della Regione Veneto sono andati per la difesa importante di Venezia, ma qualsiasi altra cosa è andata assolutamente in secondo piano. Dal 2010 diciamo, si è cominciato a prendere visione che se non si fa niente, e dal dopoguerra al 2010 non si è fatto niente, perché dobbiamo dire le cose come stanno, per quello che riguarda la manutenzione dei fiumi e degli argini in particolare, è chiaro che prima o poi, voglio dire, la natura mi fa pagare il conto. Quindi, primo punto, la politica ha una grande responsabilità se è arrivata l'acqua in così tante case, prima questione. Seconda questione. I rimborsi agli alluvionati, cioè, il rimborso all'alluvionato non è dare qualcosina per tenerlo buono, cioè, se lo Stato mi doveva garantire una sicurezza e lo Stato e la Regione non hanno fatto una serie di opere che andavano fatte, che la scienza, che gli ingegneri come Dal Paos sono in grado, ci sono strumenti sofisticatissimi che sono in grado di prevedere che cosa succede, e quindi c'è la possibilità di prevedere e quindi di intervenire. Se quindi di fronte alla capacità di prevedere e alla possibilità di intervenire non si è intervenuto, e io sono stato danneggiato per una mancanza dello Stato, io ho un diritto. Allora, noi alluvionati del 2010 abbiamo avuto la fortuna di avere qualche cosa, poco, ma abbiamo avuto qualche cosa. Qui in sala abbiamo presenti i comitati alluvionati di Montegrotto, Selvazzano, Battaglia Terme, che a tutt'oggi non le viene riconosciuto nessun diritto di rimborso. Allora, io non credo che esistano gli alluvionati di categoria A e gli alluvionati di categoria B. Lei ha sollevato un tema importante. Noi in questo senso siamo andati a Vicenza e abbiamo intervistato due cittadini che appunto sono andati sott'acqua, chi con l'impresa, chi con la casa. Sentiamo che cosa è stato rimborsato nel Vicentino. Parliamo dell'alluvione 2010. Qua purtroppo l'acqua da noi è entrata la mattina presto e non abbiamo potuto salvare niente, sono andate sotto le macchine, le moto, quello che avevamo, gli sci, scarponi, tutto il materiale che avevamo. L'acqua, come può vedere, è arrivata fino a qua in alto, per 10 centimetri ci siamo salvati il piano terra, e dopo noi abbiamo fatto una stima dei danni. Chiaramente questa stima dei danni ci hanno dato una percentuale, il 30%, subito successivamente hanno mandato fuori un perito, ce ne hanno dimezzati, hanno cominciato a dire ma questo no, questo sì, questo non potete, e alla fine hanno stabilito un 50%. In realtà poi... Ricordiamo che lei è un ingegnere e aveva chiesto 140.000. Io avevo chiesto 140.000 euro di danni che erano stimati con dei preventivi e delle stime fatte da falegnami, dagli operatori. Poi me ne hanno riconosciute 70.000,
però alla fine loro davano un tetto massimo di 30.000 euro che doveva essere pari al 75%, di conseguenza fatture massime 40.000. In realtà io ho ancora dei lavori che non ho potuto fare, ho tutta la recinzione lungo la strada che è ancora danneggiata, e poi chiaramente mi hanno cominciato a dirmi che le macchine non me le pagano perché io le ho vendute dei carrozzieri per 2.000 euro invece di prendermi 20.000 euro se la rottamavo io. Poi sono tornato sotto acqua nel 2012 e anche qua abbiamo avuto 2 metri di acqua, ho salvato le robe perché è successo di giorno, ma tutti gli impianti sono di nuovo partiti. In questo caso qua non siamo stati finanziati di niente, il comune ci ha dato 1.000 euro. Come tante altre attività della zona siamo stati toccati dall'alluvione del 2010, l'acqua è entrata per 1 metro e in una situazione dove avevamo rinnovato la nostra pasticceria giusto a luglio e chiaramente non ci si aspettava di dover a distanza di pochi mesi rifare quasi completamente l'arredamento del negozio. Abbiamo avuto una spesa di 150.000 euro perché non solo per l'arredamento ma anche per quel che riguarda il laboratorio, e abbiamo avuto un rimborso del 30% pari a circa 30-35.000 euro. Il comune ha fatto qualcosa, ha messo le sirene, dà la possibilità a noi della zona di ricevere il messaggio di avvertimento, di allerta, e ha alzato un po' il muro di via Parco Querini e qui dietro ha rifatto la mura che era caduta. A volte puliscono anche il fiume, ho visto che adesso hanno messo anche metteranno delle paratie se necessario sul ponte. Ecco, chiaramente ci vuole qualcosa più a monte secondo me.